La data è simbolica, il trattamento molto atteso, utilizzato il primo farmaco con anticorpi monoclonali nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, dove è stato trattato il primo paziente. È una terapia che vede nel suo percorso di somministrazione sostanzialmente tre attori, che sono il medico di medicina generale, la centrale operativa territoriale, la cosiddetta COT, e poi il centro prescrittore. A inviare il paziente in uno dei 2 centri previsti per la provincia di Padova, sono 11 in tutto il Veneto, il medico di medicina generale, pazienti selezionati. Sono i soggetti che devono avere più di 12 anni, quindi sono inclusi anche gli adolescenti, a patto che abbiano più di 40, che pesino più di 40 kg e che presentino però anche dei fattori di rischio. Vale a dire che il soggetto sano in questo momento, in questa fase di utilizzo dei farmaci, non è previsto. Somministrazione unica della durata di circa un'ora, osservazione di altri 60 minuti e poi il paziente potrà tornare a casa. È una somministrazione che viene fatta in vena, quindi il paziente tra l'altro dovrà anche firmare un consenso informato per questa somministrazione, che avrà la durata di un'ora. È un farmaco che dagli studi che sono stati effettuati è molto ben tollerato, pochi sono gli effetti collaterali. Dei 3 farmaci approvati da AIFA, uno per ora è disponibile a Padova, dove si conta di poter curare dai 10 ai 12 pazienti al giorno, pazienti che poi saranno monitorati per circa un mese. Una speranza, un nuovo passo in avanti nella lotta al coronavirus, in un momento in cui in ospedale a Padova sono ricoverate 168 persone, 78 delle quali in condizioni critiche tra terapia intensiva e subintensiva.